Benvenuti, oggi è lunedì 2 dicembre 2024. Il sole sorge alle 6:56 e tramonta alle 16:42. La luna si leva alle 8:17 e cala alle 17:21. Oggi si celebra Santa Viviana. Il nome Viviana ha origine dal verbo latino vivere e significa che ha vita. Oggi 2 dicembre è la giornata mondiale per l'abolizione della schiavitù. La data è stata scelta in ricordo del 2 dicembre del 1949, giorno in cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la Convenzione per la soppressione del traffico di persone e dello sfruttamento della prostituzione. Il Global Estimates of Modern Slavery sul lavoro forzato e sul matrimonio forzato conta circa 50 milioni di persone nel mondo ridotte in schiavitù. È quindi di fondamentale importanza la lotta attiva contro tutte le forme di schiavitù per perseguire la libertà, la democrazia e l'uguaglianza per tutti. Auguri a Britney Spears che oggi compie 43 anni. Nel 1999 debutta con l'album Baby One More Time. Seguono altri 8 album che le fanno guadagnare l'appellativo di principessa del pop. Auguri anche alla showgirl Luisa Corna per i suoi 59 anni. Conduce diversi programmi televisivi e dal 2004 inizia la carriera di attrice di teatro e di fiction. Ha anche partecipato al Festival di Sanremo nel 2002 in coppia con Fausto Leali. E infine auguri all'attrice Lucy Liu che festeggia 56 anni. Conquista la popolarità negli anni 2000 grazie al personaggio di Alex in Charlie's Angels e al film di Quentin Tarantino Kill Bill. Il navigatore italiano è appena sbarcato nel nuovo mondo. Con questo messaggio in codice venne comunicata al presidente Roosevelt la riuscita dell'esperimento di Enrico Fermi. Fermi era stato premiato nel 1938 con il Nobel per i suoi studi sulle reazioni nucleari. Il successo dell'esperimento del 2 dicembre 1942 aprì purtroppo la strada alla costruzione delle prime bombe atomiche. Ma sapete cos'è Hyperloop? È il nome di un treno sperimentale progettato per viaggiare più veloce di un aereo. Questo sarebbe possibile perché nel progetto il treno viaggia in una galleria in cui è stato creato un vuoto parziale, quindi è possibile raggiungere pressioni bassissime. Il minore attrito permette infatti di arrivare a velocità più alte. Buon inizio settimana ai 12. La Luna oggi nel baldanzoso Sagittario fa far pace a Mercurio che ancora è in opposizione a Giove. Cosa cambia nella ruota zodiacale? Vediamolo insieme. Ariete. La Luna oggi vi dà forza, vigoria, coraggio, vi dà anche il dono della parola ritrovato. Con la vigoria di Marte, siete proprio inarrestabili. Toro. La vostra configurazione astrologica oggi è un po' troppo distante in gradi dalla Luna, ma potete contare sulla vostra bella Venere ancora per pochi giorni perché in associazione con Urano ancora nei vostri gradi darà dei bei cambiamenti e miglioramenti in amore. Gemelli, la vostra giornata oggi si presenta con la Luna di traverso, proprio in opposizione e proprio per questo dovrete rivedere un po' i rapporti e la comunicazione con gli altri facendo luce e chiarezza anche sul vostro modo di porvi. Oggi è tutto nella relazione io-gli altri. Cancro, una giornata oggi che vede la vostra Luna molto distante in gradi da voi, ma che sembra familiarizzare con un Nettuno svegliandolo un po' dal suo motore retrogrado. Forse oggi ritroverete parole mai dette, forse oggi avrete il coraggio di confessare un sentimento. Leone, una giornata oggi che vi vede forti ancora della presenza focosa del vostro
Marte e in più con un ottimo trigono con il Sole si rinvigorisce il vostro status quo. Ebbene, oggi benessere e forza saranno proprio i segni contraddistintivi del vostro stato d'animo. Vergine, la giornata di oggi è una giornata particolarmente osteggiata da una luna che vi fa vedere in prospettiva le cose in una maniera forse un po' troppo razionale. La sua vicinanza a Mercurio però vi offre un recupero in zona Cesarini, forse in serata chiarirete le idee parlandone con un amico. Bilancia, la giornata di oggi è una giornata che prevede una luna molto amica e molto socievole, proprio perché riprendete il dono della parola con la sua congiunzione con Mercurio. Ebbene, nella vostra terza ideale casa, ovvero l'area del Sagittario, in cui potete recuperare molti rapporti e aprirvi di nuovo al dialogo. Scorpione, giornata oggi piena di cose da fare a livello pratico, proprio perché Sole, Luna e Mercurio vogliono discutere anche con un parente, con un fratello, con un amico, di una serie di strategie da fare per migliorare un po' la vostra situazione economica e pratica. Sagittario, giornata oggi che vede la luna ospite nei vostri gradi, che tenta di svegliare Mercurio, vostro ospite, che è andato in moto retrogrado. Ci riuscirà? Il vostro ottimismo sicuramente farà qualche piccola magia e probabilmente forse oggi avrete le risposte che cercavate. Capricorno, una luna un po' pensierosa, fatta un po' di pensieri retroattivi, di stress, di sonno a volte un po' mancato. Un segno operativo come il vostro probabilmente ha bisogno di maggiore riposo, ma ci penserà Venere con i suoi agi a creare anche con Urano un'idea geniale per guadagnare tempo e riposo e spazio per l'amore. Acquario, a proposito di spazi per l'amore, le stelle vi ricordano che sta per arrivare Venere, quindi preparatevi, intanto Plutone sta cambiando un po' tutto e siete ben contenti del fatto che proprio il vostro pianeta Urano per adesso ha un bellissimo trigono con Plutone nei vostri gradi, facendovi un po' recuperare la difficile posizione che in Toro ancora instaura. Eppure per molti di voi ci sono delle novità veramente geniali a livello lavorativo questa settimana. Pesci, giornata oggi che vede una luna contro, è una luna che tende a quadrare un po' con il vostro Nettuno e a mettere in crisi anche un po' Saturno, per cui fondamentalmente sono i sogni e i modi di procedere un po' messi in discussione. Oggi sarà fondamentale prendere in mano le redini della situazione e condurre tutto in maniera ottimale. Napoleone si autoproclamò imperatore di Francia con una cerimonia di incoronazione a Notre-Dame il 2 dicembre del 1804. Ad attenderlo c'era Papa Pio VII, che non poté partecipare per espressa volontà del sovrano, che volle ribadire la propria superiorità su qualsiasi altra forma di autorità. Un rituale che rompeva decisamente con la tradizione. Ma perché quando dimentichiamo qualcosa si dice ho fatto tabula rasa? Noi lo usiamo per indicare che abbiamo la testa vuota, che non conosciamo qualcosa. Ma in realtà il proverbio ha origine dall'antichità, quando si scriveva su tavolette di cera. Per riusare una tavoletta già scritta la si doveva raschiare per eliminare tutto il suo contenuto e poterla utilizzare di nuovo. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è il Marchese de Sade. I suoi testi erotici sono diventati oggetto di studio per gli psichiatri che hanno coniato il termine sadismo per indicare il piacere che si ottiene procurando dolore ad altri. Conduce un'esistenza dissoluta, segnata da scandali e condanne per immoralità e perversione e infine viene condannato a morte. Ci salutiamo con la frase del giorno. Non ti arrendere mai, di solito è l'ultima chiave del mazzo quella che apre la porta. Il nostro appuntamento di oggi termina qui. Io come al solito vi aspetto anche domani per iniziare insieme un nuovo giorno e restare sempre aggiornati su curiosità e informazioni dal mondo. Buona giornata dalla vostra Martina.